Grazie Orazio per questo convegno, a te la parola e la moderazione. Grazie Franz e anche grazie per averci lasciato terminare, diciamo, in questa apoteosi della fiera e il Festival delle Foreste, che è stato un susseguirsi anche per noi agronomi forestali di possibilità di usufruire di eventi formativi. Allora il tema di cui parliamo è proprio specifico al nostro interno, nell'ambito dei dottori agronomi forestali, in particolare del dottore forestale. Avevamo intenzione all'inizio di farlo assieme ai colleghi del Friuli Venezia Giulia, dopo in tutto questo quantità di iniziative che corrispondono anche a un momento di forte impegno dei professionisti, ci siamo un po' disconnessi, ma faremo con loro, faranno in un'altra occasione. Abbiamo abbastanza cose da dire specifiche per il Veneto, anche se per molti sono comuni del nord-est e un po' di tutta Italia. Allora, avete visto recentemente il rapporto sullo stato delle foreste nel settore forestale del Veneto. Noi come agronomi forestali eravamo presenti e oltre un inquadramento dei problemi della categoria mi era stato chiesto di fare dei commenti, ne è apparsa una parte piuttosto sintetica, perché i problemi che mi avevano posto all'inizio erano piuttosto vasti, non ci stavano in un rapporto e erano delle domande che è più semplice concepirle che rispondere in breve tempo. Infatti le domande erano due, ma che possono poi dividersi in quattro. Dice, i tecnici forestali laureati hanno sempre avuto una funzione importante nel Veneto, e quindi questo sembra che non sia una domanda, ma è una domanda: perché hanno avuto questa funzione importante? Come vede il loro ruolo oggi, e quindi diciamo è il presente, in quali ambiti vede nuove opportunità e cosa invece dei possibili rischi per la professione in futuro, e anche questo è un futuro, è un futuro lontano. Quindi quattro domande su cui mi sono esercitato a suo tempo di fare delle riflessioni, di farne anche poi una sintesi, ma la sintesi era cospicua e oggi ne avrò l'opportunità di soffermarmi. Sulla rivista Sherwood, probabilmente, non so, dovrebbe essere pubblicato o dovrebbe essere messo col sistema web una parte di questa mia relazione, che però aggiorno al momento attuale, perché sono accadute delle cose. Mi riferisco in particolare alle infestazioni di bostrico che erano preconizzate ma sono precipitate in alcune zone molto rilevanti in tempi brevi in quest'estate, e poi di condividerle con i colleghi, i presidenti forestali di Vicenza, Domenico Maltauro, di Treviso, Paolo Pietro Bon, poi verrà anche il presidente della federazione, Luca Crema. Allora, cominciamo, sembra da lontano, ma è bene che poniamo alcune basamenta solide, perché non abbiamo mai il tempo presi dall'immediato di riflettere da dove veniamo, per sapere anche che responsabilità abbiamo e che figura noi formiamo, non soltanto di una recente professione. Quindi io come Veneto, io e penso noi dottori forestali, rivendichiamo non soltanto un mestiere, una professione, ma anche un deposito di una tradizione, la tradizione forestale dei tecnici del Veneto, che in certa misura
può essere condivisa con altri, però per altre parti se non la teniamo noi, non ne teniamo la memoria, potrebbe sparire. Allora, la prima domanda: perché i tecnici forestali hanno sempre avuto una funzione importante e meritano questi aspetti di essere circostanziati, tanto più che sono una questione non soltanto dei veneti, no? Dei dottori forestali veneti, ma tutto ciò si moltiplica su scala nazionale e accresce il valore del patrimonio culturale di tutto il mondo forestale italiano. Quindi la tradizione forestale veneta, i tecnici forestali veneti sono importanti nel quadro nazionale italiano per una storia che hanno ereditato, forse anche una posizione geografica in cui ci sono delle foreste, e queste foreste sono connesse con delle foreste del centro Europa che sono il fondamento del pensiero forestale mondiale. Dunque, quando si parla di tecnici è chiaro che è implicita il ruolo di questi soggetti nella gestione delle foreste. Quindi non si può parlare di gestione delle foreste senza un tecnico che le gestisce. La tradizione antica e prestigiosa, e sia per l'estensione spaziale che hanno i boschi in alcune parti del Veneto dal punto di vista quantitativo, ma anche altri dal punto di vista qualitativo, e che si dipanano in una serie di ambienti, dalle Dolomiti alla Laguna. Quindi i soprassuoli del Veneto sono una componente basilare dell'immaginario dei forestali italiani, no? Citiamo quindi le foreste di Venezia, le foreste del Cadore. Ad esempio, il professor Generoso Patrone, che era un grande personaggio, era un po' tirchio, non era tanto generoso, ma diciamo è stato un personaggio fondamentale della scuola fiorentina. Al primo congresso nazionale di silvicoltura nel 1954 incitò i forestali d'Italia a sentire l'orgoglio e l'onore di essere i continuatori dell'opera iniziata dalla gloriosa Repubblica di Venezia. Quindi forestali e veneti, prendendo il patrone, diciamo, dobbiamo essere all'altezza, essere esempio. A quei tempi facevano pochi congressi, molto bene anche i convegni di sti giorni, ma ne facevano uno ogni tot anni, e però, come questo del 54, davano risultati concreti. Venivano dibattuti dei problemi, in questo caso era un miglioramento della conservazione dei boschi italiani, discutevano tutti, poi però traevano delle conclusioni unitarie, le ponevano alla politica e la politica le applicava. Oggi può succede anche in questi giorni, può succedere che una mattina in una stanza si dica una cosa, magari più chiamiamo di attenzione per questioni di ambiente, nel pomeriggio se ne dica un'altra più per la produzione, ma in totale disgiunzione. A noi compete trovare questi equilibri, è il nostro mestiere di trovare gli equilibri tra i beni e i servizi del bosco. Allora questo professore ci ha dato un viatico in cui ci riagganciamo. Poi si potrebbe discutere se questo di Venezia fosse una realtà o se fosse un mito, perché come in tutte le cose storiche bisogna precisare i tempi, i modi, gli episodi, eccetera. La storia di Venezia è lunga, quindi ci sono cose esemplari, ci sono cose meno esemplari, ci sono in certi periodi una differenza tra quello che veniva scritto e quello che si faceva. Comunque, siccome abbiamo un complimento, teniamocelo e teniamo buono anche questo mito della Serenissima in campo forestale. Comunque, anche qui, se si volesse studiare a fondo in periodi anche migliori della politica forestale della
serenissima, ci troveremo di fronte a delle valutazioni molto interessanti. Quindi quando si parlava di foreste, foreste che hanno un valore strategico e territoriale, venivano analizzati molto attentamente scenari, i valori, le strategie, le prospettive, le persone per fare alcune cose, e questo è importante, no? Perché può darsi che uno studioso considera le cose settorialmente. Non so, poco fa parlavamo positivamente, dice, ma se c'è il bostrico lo si potrebbe mandare a scortecciare, eccetera. Comunque, ma vi rendete conto con le dimensioni e la situazione delle ditte, la situazione logistica, eccetera, cos'è che, se dobbiamo impegnarci subito e non nella teoria, andiamo a proporre, no? Bisogna giungere a delle proposte concrete, non che desiderabili, ma che restano nella utopia. Ecco, una cosa importante di Venezia era, in campo forestale, la selezione della classe dirigente nelle foreste e nel resto, che è una cosa a cui sarebbe bene prestare attenzione anche oggi in molti dei documenti denominati di politica forestale o di strategia forestale, eccetera. Temo che qualche volta alcuni termini vengano volutamente ignorati, dati per scontati, e invece sono dei nodi cruciali. C'era un'esortazione in ambito del Senato Veneto quando bisognava trattare dei dirigenti, e c'era le 3 P, no? Dice, Peseli, Pagheli e Copeli e Picheli, no? Quindi sceglieteli con attenzione, pagateli quanto è necessario, che non abbiano altre tentazioni, e se non funzionano metteteli alla forca, no? Ecco, questo ultimo non si può fare, anche in virtù delle epoche nostre di misericordia, eccetera, però non andrebbe male. Perché la storia credo che a un certo punto chiederà anche ragione di quello che sta succedendo, che è successo in queste situazioni difficili post Vaia, e che sono degli anni che verranno, chiederà ragione cosa hanno fatto, come si sono comportati gli attori. C'erano abbastanza tecnici, non c'erano i tecnici, come si sono comportati. Ecco, poi sottolineo ancora, poi in questa tradizione, quello del taglio cadorino, che è citato come precursore della selvicoltura su basi naturalistiche. Anche qui c'è una parte di mito, e non dappertutto può essere applicato questo taglio. Comunque è una tradizione interessante, che fu messa a punto dall'esperienza maturata in secoli nei boschi. Era un taglio connotato da un forte pragmatismo di chi del bosco viveva, ma che era cosciente che dovevano vivere poi anche i discendenti, i numerosi discendenti, e presupponevano però una perfetta conoscenza del luogo e una sensibilità di autentici selvicoltori. Ecco, questa della conoscenza del luogo è difficile di farla capire un po' ai teorici, di cui non mi metto, anch'io avrei la propensione di essere teorico, però in questo campo devi applicare le cose posto per posto, devi conoscere bene il luogo, no? Devi conoscerlo, devi studiarlo, devi starci dentro, perché altitudine, esposizione, pendenza, vento e suolo, eccetera, sono pane quotidiano, e è su questo che noi agiamo
e non sulle slide, no? Le slide sono importanti per farci uno schema, però poi nella realtà le slide non le troviamo così, troviamo una realtà che può avere come un modello di quelle slide, ma non è sempre facile riconoscerlo. Ecco, poi mi aggancio a un forestale, a un tecnico forestale che a metà dell'Ottocento ebbe modo di conoscere bene il Cadore e che per inciso sposò una cadorina e che capì che il tipo di trattamento del bosco che vi si praticava e lo sostenne a spada tratta anche rispetto a chi voleva soppiantarlo a favore delle scuole allora vigenti. In quel momento ero nel Lombardo-Veneto, diciamo che aveva la sua autonomia, dipendeva dall'Austria, e dall'amministrazione austriaca c'era la propensione a eliminare questi tagli, diciamo, fatti dal popolo, eccetera, di applicare o dei tagli rasi o al massimo dei tagli successivi. E lui lo difese con molta attenzione e quindi è il suo valorizzatore dal punto di vista scientifico. Parlo di Adolfo di Béranger, un personaggio che possiamo eleggere a capostipite dei tecnici forestali veneti, e lui era apparentemente apolide perché era di famiglia francese ugonotta che era andata a Monaco, che poi lui aveva studiato a Vienna, poi era diventato insomma, e però poi si naturalizza italiano anche in virtù dell'alta rispetto e ammirazione che ha per la cultura greco-romana, e poi diventerà il fondatore della scuola di Vallombrosa, quindi un personaggio fondamentale anche per le scienze forestali italiane. Quindi rivendichiamolo come provenienza veneta e anche come capostipite dei tecnici forestali. Vorrei sottolineare che oltre alla sua preparazione e la scrupolosità nel documentarsi e nell'approfondire i problemi attraverso la personale conoscenza, no? Di mettere i piedi per terra, e le specifiche situazioni nel bosco che si mostra quando è in Montello, quando è in Cadore, quando è in Cansiglio, non ha un sapere che va bene per tutto. È da sottolineare che si prendeva le responsabilità. Questo è un altro aspetto del nostro mestiere, assumersi delle responsabilità, a differenza di altri che possono o trasferirle a una struttura oppure a una teoria, diciamo, un po' che che può non avere sempre i piedi per terra. Ecco. Non temeva le possibili rappresaglie dei tirannelli di turno, che già allora tendevano a interferire sulla modalità e quantità dei tagli nei boschi. Personaggi che possiamo, accanto a ottime persone, ma trovare un po' a tutti i livelli, da un amministratore che insiste per fare un taglio in una certa maniera ai massimi livelli in cui, diciamo, la parte chiamiamola così, di politica prevale anche sul bosco, tanto poi oggi conta soprattutto come ciò si rappresenta sui giornali. Ecco, nel periodo in cui operava Di Béranger abbiamo delle documentazioni, in quel periodo dell'Ottocento, metà d'Italia, dei funzionari forestali che venivano a configurare una categoria. Avevamo quasi un centinaio di nomi e dei loro curriculum. Non sempre erano dei grandi personaggi, spesso sono indagati per connivenza con le ditte nei proventi dei tagli, eccetera, e però ci sono anche dei soggetti sommi come Di Béranger e altri più modesti ma onesti e funzionari. Ecco, credo che pochi possano ricordare di avere questa storia. Dopo
la Unità d'Italia, in cui ben inteso pur essendo di alta provenienza centroeuropea propendeva, ebbe probabilmente la fortuna di essere aiutato da Luzzatti, un politico allora giovane, e che però diventerà poi ministro dell'agricoltura e anche primo ministro molti anni dopo, che era veneto, era veneziano, che lo protegge, e quindi qui passa all'amministrazione nazionale e vi imprime una forte impronta. Ecco, perché ho parlato di cosa c'entrano questi con i dottori forestali. I tecnici forestali ovviamente furono fino a un certo periodo dei funzionari pubblici. Nel secondo dopoguerra del Novecento, soprattutto ispettori del Corpo Forestale dello Stato. L'amministrazione è cambiata, però noi rivendichiamo della parte gestionale sul territorio e sui boschi la eredità di questi. Adesso veniamo a tempi che ho conosciuto anch'io, magari da giovane, di quelli che avevamo passato. Una grossa acquisizione di prestigio avvenne negli anni 50 con le sistemazioni idraulico-forestali e dopo l'alluvione del 66. Quindi i tecnici dell'allora Corpo Forestale dello Stato furono all'altezza del loro compito anche nell'emergenza del 66, e quindi ottennero anche la fiducia di personaggi politici. Il Veneto allora era chiamato la Vandea Bianca, diciamo, improntava molto decisamente anche il livello nazionale con la fiducia in questi funzionari, no? Personaggi del Rumor e altri, ma anche qui a Belluno Poliselli, che dettero una grande fiducia. Ecco, i tecnici sono quindi venuti a articolarsi nel tempo, affiancando la figura dei pubblici dipendenti a questi quella dei liberi professionisti. Prima c'era ancora qualcuno che non era dell'amministrazione statale, per esempio quelli dei consorzi di forestali, consorzi di bonifica, le regole, eccetera. Comunque siamo in questo periodo in cui l'esame di Stato configura professionalmente e sostanzialmente una selezione per l'accesso all'ordine e la regolamentazione della professione che confluisce nella legge 3 del 76, la nostra legge fondamentale, che stabilì definitivamente l'ordinamento dei dottori agronomi forestali, e con essa venne coniato anche il titolo di dottore forestale. Prima c'era uno un po' modesto, perito forestale, che dava luogo anche a qualche ironia. Studiare tanto per diventare perito non era così simpatico. E comunque voglio dire, magari non tanti lo sanno, che in quegli anni alla formulazione di questa legge e quindi alla nascita della categoria contribuirono anche sia liberi professionisti, erano pochi ma che già operavano nel Veneto, e di colleghi che operavano invece nel pubblico, ma che vedevano in maniera lungimirante l'abbinamento di questi ruoli, no? Poi c'erano quelli gelosi del loro piccolo orticello, eccetera, ma alcuni personaggi furono veramente lungimiranti, e fu in quella legge fissato in maniera pregevole le competenze attinenti alla pianificazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori e quant'altro ha in oggetto i boschi e gli ambienti montani. Si formava in quel periodo anche, si era formato un forte supporto scientifico con l'Università di Padova,
e con la prestigiosa figura del professor Surmel e quindi l'immissione dell'ecologia applicata già dall'inizio. Io, quindi quelli come me, uscivano dai studi già con un'impronta molto avanti rispetto ad altre facoltà italiane. Ecco. Io ricordo, anche perché fui coinvolto, ero giovane, ma il fatto di poter avere anche dei giovani ben speranzosi e che davano affidamento, io e altri, di esibirli a convegni, presentarli a politici, eccetera, di capire che questi giovani, diciamo, non erano zazzerutti rivoluzionari, ma che anche se avevano idee che sembravano un po' eterodosse, avevano di mira gli stessi valori della società rurale e montana del Veneto. Direi che un'altra cosa rilevante, che piacerebbe anche a Luca Crema, che poi ci raggiungerà, è il fatto di aver dall'inizio pensato agli agronomi forestali insieme, no? Quindi di confluenza in un unico ordine. Non è una roba così logica. L'ordine degli agronomi esisteva già, ma non tutti ricevevano quelli che avevano un titolo forestale. Alcuni lo facevano, per esempio Belluno, dove c'erano già dei forestali, assorbiva e molti del Veneto e fuori del Veneto in quegli anni si iscrissero all'ordine di Belluno e comunque queste analogie professionali, la considerazione di reciproci vantaggi, il fatto di non rischiare con una specializzazione di entrare in una ghettizzazione, è stato importante di mettere due categorie non uguali ma affini, e soprattutto di renderle di fare un discorso in prospettiva di reciproco vantaggio sul campo della pianificazione del territorio. Fu soprattutto Umberto Bagnaresi, che era professore a Bologna, ma siccome aveva incominciato la sua carriera in Comelico e era sempre rimasto affezionato al territorio, provincia di Belluno, e aveva dei rapporti stretti un po' con tutti quelli che contavano nel Veneto, fu lui che in una visione molto lucida aveva in mente il territorio, perché quello montano era principalmente forestale, ma non solo forestale, era anche agricolo, era anche artigianale, industriale, altre cose, e viceversa anche il mondo di pianura. Quindi questa idea del territorio come unità è alla base della decisione di fare agronomi forestali. Perché dico questo? Perché nasce anche qua nel Veneto, nasce da noi, e se non lo diciamo noi non sentiremo da altri di questa storia. C'erano ovviamente delle differenze anche culturali, l'agronomo legato all'azienda agricola, il forestale legato più alla funzione pubblica e ai vincoli. Con questo ordinamento, l'una e l'altra delle cose, pur rimanendo anche le specificità, si stemperavano in una visione unitaria del territorio. Ecco, poi questa prospettiva trovò l'incoraggiamento di alcuni dirigenti del settore che meritano di essere ricordati. Mi riferisco per esempio al dottor Battista Costantini, direttore del Dipartimento Economia Montana e Foreste, che diede anche la possibilità di incominciare a lavorare. C'è lui che stese anche con altri la legge forestale del 52, di cui oggi ricorre un anniversario. Questo era il 13 settembre del
1978, sono passati 43 anni, alcune cose ancora non è stata abrogata, anzi sono passate altre leggi che sono andate tutte quante a buca tra una roba e l'altra, che è pregevole nella sua chiarezza, magari semplice ma chiara. Questa finanziando l'allestimento forestale, strade e altre cose, ha consentito di incominciare a lavorare. Su questo Costantini difese anche la categoria dalla tendenza della gelosia di ingerenze di altri dirigenti subordinati, cioè la figura del vecchio ispettore forestale è interessante, ma la tendenza dei forestali è sempre quella di fare un po' i RAS. Garantendo tutto ciò, poi sono venute altre cose, sono venute le comunità montane, i consorzi di bonifica, stati finanziati, cioè, insomma si è espanso la possibilità di lavorare e di dare attuazione a quelle che sono le vaste competenze elencate nell'articolo 2 della nostra legge. Ecco, con ciò il dottore agronomo forestale ha potuto entrare anche a far parte dello scenario operativo del territorio, essere conosciuti, sviluppare il loro ragionamento fino ai giorni nostri, il programma di sviluppo rurale e quant'altro. Ecco, la possibilità di lavorare sul campo ha prodotto anche dei professionisti riconosciuti con un alto grado di sapere professionale, alcuni, non tutti, però che hanno figurato a un livello come la migliore pubblica amministrazione, gli istituti di ricerca e anche università. Va segnalato anche che dove professionisti dell'ordine inseriti in gruppi di lavoro comprendenti più soggetti istituzionali, cioè regione, università, eccetera, sono stati determinanti per il conseguimento di alcuni risultati di successo. Mi riferisco per esempio alle tipologie forestali, che è una disciplina che è nata da un connubio tra teoria e pratica e che ha trovato proprio nelle persone questo connubio e è forse la migliore acquisizione a livello forestale di questi ultimi decenni, partita dal Veneto, poi si è estesa nelle diverse regioni, oggi è di prassi. Il primo libro programmi di tipologia forestale è del 90 e poi è trovato nel 2000 con il libro sulla biodiversità, un assetto molto stabile nel Veneto. Il segreto è stato quello di configurarlo insieme e dare subito applicazione sul campo. Ecco, ricordo che anche lì la Regione ha promosso degli incontri, dei corsi sul campo, no? Quindi non soltanto in teoria le slide, per carità, no? Ma di vedere i problemi come si affrontavano. È diventato un patrimonio comune, anche applicabile da laureati che usciti da poco, senza robe astruse. Altre robe tipo quella del Pascoli, che non ha avuto questo accompagnamento, diciamo, è un po' morta per conto suo. Poi assistiamo a una marea di ricerche, di studi, eccetera, ma che vanno nel cassetto, non voglio dire nei cassonetti, diciamo, ma perché manca questo aggancio alla realtà e quindi noi come professionisti del settore siamo importanti e dobbiamo farlo presente sempre che siamo all'altezza, evidentemente con ciò. Ecco, in questi ultimi decenni la multifunzionalità dei boschi si è ampliata, passando dal bilanciamento tra la produzione legnosa e la protezione idrogeologica, una volta c'era solo questo, a coinvolgere un sacco di servizi ambientali e paesaggistici.
Ecco, ci fa piacere però di ricordare che alcuni di queste pratiche erano già contenuti in obiettivi che noi abbiamo perseguito un po' sempre dalla scuola sia susmeliana sia per chi si pratica per esempio l'assestamento del professor Bernardo Herrig, in una visione e perseguiamo questa visione della durevolezza della Nachhaltigkeit, no? Che è un concetto fondamentale nella gestione forestale, ma anche della nostra testa e della nostra categoria. Ecco, quindi mi sono soffermato abbastanza, però non credo che tanti altri lo faranno anche nei prossimi anni, eccetera, sul fatto di essere eredi di una tradizione forestale unitaria. Non è da sottacere che ci sono stati anche dei problemi che hanno scombinato le istituzioni forestali nel Veneto qualche anno fa e hanno avuto riflessi anche di tensioni rispetto ai liberi professionisti. Ci sono state delle divergenze, qualche volta casi di guardinghi, rapporti personali e qualche volta anche tendenze a interferenze nella sfera professionale da parte di altri soggetti. In parte si tratta di attriti sorpassati almeno con l'amministrazione forestale, eccetera. Uno dei indici di questo periodo infelice è stata la sospensione del finanziamento di piani di riassetto forestale che erano prima un fiore all'occhiello del Veneto forestale e anche spazio e pane per i dottori forestali, diciamo. Per fortuna la recente pianificazione forestale è stata rilanciata. Noi siamo anche questi 8 anni degli ultimi 2 mandati costantemente tenuto sotto pressione a questo aspetto, e qua abbiamo avuto esiti soddisfacenti. Ecco, questi piani di assestamento tendono a non essere però sempre riconosciuti per il loro valore e invece servono. Mi domando come fanno a calcolare lo stoccaggio di anidride carbonica se non ci sono dei dati sulle provvigioni, eccetera, sui piani di assestamento. Anche recentemente, quando è venuta la catastrofe Vaia, le stime, le valutazioni alla fine sono state fatte sulla base dei piani di riassetto. Se fossero stati coinvolti i dottori forestali che li avevano redatti, sarebbe stato possibile di fare stime molto più precise, tenendo conto della loro interpretazione, degli incrementi accumulati, delle utilizzazioni che sono state fatte e quant'altro. Ecco, noi con Vaia abbiamo subito come ordine, come federazione, redatto una disponibilità alla regione sui diversi campi in cui potevamo operare proficuamente. E venne inviata, ecco, bene, c'è quindi una parte poi positiva, ci sono stati alcuni riscontri. La potenzialità nostra era certamente maggiore, ci siamo scontrati con una struttura in cui era difficile aver posto, perché era pensata come protezione civile e quindi per ingegneri, geometri, eccetera, una struttura nella quale noi non c'eravamo. Però nella primavera del 19 erano alcune linee guida per l'asportazione del legname di residui vegetali nelle aree percorse da schianti. Abbiamo ottenuto
il consiglio del ricorso all'assistenza di un tecnico libero professionista a supporto delle valutazioni di amministratori comunali e dell'attuazione dei piani di interventi. Poi ci sono state delle ordinanze per la riparazione dei danni privati che erano basati su perizie asseverate, conferendo responsabilità sostanziali ai liberi professionisti. Quindi c'è una parte positiva di responsabilità, eccetera. C'è stata un'altra in cui sono state più magari altre categorie nelle quali non ci mettiamo adesso a contestare, vediamo quando sarà finita, che sarà finita. Sono stati spesi molti soldi, credo però che dove non c'era un agronomo forestale, un dottore forestale, anche molti grandi interventi ci sia da dire sotto l'aspetto ambientale. Ciò non vuol dire che dove c'era un nostro collega, i nostri colleghi, fosse tutto quanto da Santarelli, però c'è un punto di vista che altre categorie non possono avere perché hanno tutta un'altra impostazione. Non mi metto a ragionare su investimenti, su massicci, su opere nel territorio che potevano essere forse più economici e però anche più attenti agli aspetti ambientali. Ecco, comunque per chiudere una prima parte su come vedo il ruolo dei tecnici forestali oggi e specificamente quelli appartenenti agli ordini dei dottori agronomi forestali, i quali sappiamo bene sono selezionati attraverso un impegnativo esame di Stato, soggetti a una disciplina, a una formazione continua, a una deontologia e tanti obblighi che sono aumentati negli anni. Non intendo fare soltanto un interesse corporativo, no? Questo va da sé, ma è ovvio che ognuno si aspetta la sua prodomo sua. Invece affermo, e che penso che possiamo affermare, no? Che l'emergere di una categoria tecnica che è distinta e indipendente dal settore pubblico conferisce stimolo alla professionalità e è indice di una società evoluta. E quindi la valorizzazione dei professionisti forestali è un presupposto per il rafforzamento dell'attività forestale, ma anche per l'efficienza della pubblica amministrazione. E sono pochi passi, ma questi li dobbiamo battere per far sempre prendere atto che la relazione, che comunque si voglia realizzare una politica forestale, necessariamente è necessario un complesso di tecnici e operatori in grado di attuarla. Solo così essa si traduce in strategia con obiettivi concreti e effettivamente conseguibili. Ecco, ho fatto un paragone a uno degli interventi di sti giorni in cui c'era anche ordine, visto il nostro ordine, visto che parlava di strategia, una delle strategie più classiche della strategia navale inglese, no? Ecco, strategia navale inglese basata su alcuni pilastri, ma uno è un corpo di ufficiali, no, di marina che sono in grado di condurre la flotta. Poi ci vogliono anche le navi, ci vogliono anche i marinai, eccetera. Senza un corpo di tecnici sempre più preparati non si combina niente, si combinano guai o chiacchiere. Ecco, allora questa è la prima parte in cui mi sono soffermato, perché probabilmente, l'ho già detto, ma anche per questioni di ricordo personale non saranno altri che lo dicono o che possono dire di essere stati presenti alla formulazione della legge del 76. Allora, più velocemente, perché queste le conoscete tutti, le prospettive, le opportunità e i rischi per il futuro. E qui poi c'è lo spazio di innestarsi anche i colleghi. Allora, prima
qui alcuni brani sono scritti anche nel rapporto. Prima di correre troppo con la fantasia, bisogna far fronte al presente, che è la continuazione di quello dell'immediato passato e senza una sosta di respiro. E mi riferisco al cataclisma Vaia, alle problematiche che esso ha innescato nei pericoli conseguenti, quindi la sicurezza nel lavoro di esportazione, questione in cui noi adesso ci occupiamo. Nel passato sembrava una cosa evidentemente non di nostro interesse, ma anche ieri l'altro c'era un avvocato che ha fatto perdere qualsiasi entusiasmo a uno sprovveduto di intraprendere lavori di questo genere se succede qualcosa, ma già dei nostri colleghi ci stanno operando molto strettamente. È una via non soltanto quella dei lavori, ma anche per capire il passaggio dalla teoria alla pratica, delle buone idee di fare delle azioni a come queste si possono fare. Io ero stato piuttosto freddo quando a Belluno altrove arriva qualcuno e dice vai a opportunità, eccetera, ma insomma vi rendete conto che razza di situazione che c'è, no? Non so, è un'opportunità anche quando muore un parente, se qualcuno vuole avere l'eredità e ha proprio lo stomaco di pelo, però qui non è che parente lascia chissà che razza di... Bisogna lavorare concretamente. Per fortuna in questo momento di lavoro in queste cose ce n'è, per fortuna, però è impegnativo e configura anche delle problematiche per il futuro. Quindi magari meno preoccupazioni di pochi anni fa sul lavoro, però preoccupazione per essere all'altezza dei compiti assunti. Ecco, ci sono delle persone, mi permetto di dirlo io, che arrivano tribune di convegni con sembianze di esperti che non sembrano turbate da questi problemi. Credo che non siano mai andati in mezzo a un cumulo di schianti e hanno provato a passarci, ecco, che non sarebbero così allegri, ma neanche hanno voluto farne una prova. Allora io ho detto, è stato riportato nel RAF, i forestali, quelli che operativi sono in questo momento come in trincea, no? In trincea descrivere i problemi non è difficile, è trovare una soluzione ai problemi, no? Noi abbiamo una buona preparazione, vediamo anche la preparazione che hanno quelli che arrivano all'esame di Stato, spesso nel descrivere anche correttamente i problemi, quelli bravi, ma sono anche molti bravi, eccetera. Però trovare la soluzione, questa è una soluzione, questa la dobbiamo trovare noi. Adesso ci troviamo col bostrico, in cui capire che è arrivato, cosa fare? Si taglia tutto, si taglia la parte più urgente. Le piante è molto complicato. Credo che anche quelli che lo descrivono non hanno mai provato, diciamo, concretamente a prendersi fare la prova di di quali piante segnerebbero o meno, con tutti i problemi che questo comporta, perché queste piante bisogna portarle fuori, e in questo momento, accennavo anche prima, se anche ci fossero un sacco di risorse, non ci sarebbero le ditte, non ci sarebbero le imprese boschive, le attrezzature in grado, se non per una parte. Dovremmo fare qualcos'altro, in alcune zone chiamare il genio militare che farci soccorrere dall'Austria o roba del genere. Come mezzi, come tecnici, questo dobbiamo farlo noi, e non è facile.
ho ventilato a uno dei incontri dell'altro giorno, nell'ambito della formazione del piano di sviluppo rurale, se fare qualche corso per provvedere l'istruzione anche da noi, di un numero ristretto ma qualificato di giovani che abbiano anche i requisiti intellettuali ma anche psicofisici per agire in questa situazione, perché in alcuni casi bisogna scegliere, e non sceglie solo l'ottimale, si sceglie una soluzione abbandonando un'altra che ha i suoi vantaggi. C'era il tempo di seguito di riflettere, ma da dove è partito sto Bostrico? È partito da Vaia, non rapidamente sgomberata, è partito anche da dove è stato lasciato non soltanto per inerzia, ma anche perché doveva trattenere da valanghe cadute e sassi, e però è partito anche da dei tagli silvicolturali malfatti, da dei tagli dell'Enel, no? Con più basso costo di personale, boscaioli esteri e via, che buttano giù con la maggior rapidità, che ci vuole 3 volte tanto tempo per tirare fuori il materiale, eccetera. Quindi era utile la presenza di un dottore forestale, ma bisogna abituarsi anche a quello che ho chiamato sulla scia di un libro, l'alternativa del diavolo, cioè di dover scegliere tra 2 mali il minore. Ecco, per esempio, col bostrico alcune zone che prima non erano a valanghe, adesso se si taglia tutto, lo diventano, innescando una serie di problemi, ma anche di palleggiamento di competenze. Ecco. E quindi qui lo dico, e certe volte non sono più tanto simpatico alcuni fuori dalla nostra categoria, magari anche dentro la categoria, diciamo, il nostro mestiere non è di allestire rappresentazioni sceniche, no? Di fare di cabaret, eccetera, ma è di pigliare delle responsabilità e anche riconoscere che ci sono delle zone in cui adesso arrivano un sacco di soldi per altri lavori, no? che però non vede la comunità locale, lo vedono le imprese che fanno movimenti di terra e quant'altro, ma poi saranno una batosta per l'economia del bosco e delle comunità dei privati, anche pubblici, di tipo regole, che vi sono legate. Quindi vasto lavoro adesso direttamente o indirettamente con la questione del bostrico per i dottori forestali, con il piano di sviluppo rurale, per capire come si può applicare. Anche qui ne abbiamo parlato qualche giorno fa, bisogna dare un contributo di proposizioni anche per pensare al prossimo, perché dove va il bostrico intervieni, non è che puoi calcolare che il prezzo di macchiatico deve essere negativo. In questo momento il prezzo di macchiatico è positivo dove c'è il bostrico, ma non sarà più tra alcuni mesi o quando saranno fatte le istruttorie. Questo non è inteso mica colpa dei funzionari, parlano da una certa logica. È già molto che noi stiamo sollecitando sempre di intervenire, e forse ci saranno le risorse, ma assieme alle risorse bisogna anche mettere a punto un approccio, no? Un approccio in cui oltre gli uffici regionali anche noi è bene che diamo la nostra collaborazione e competenza. Ecco, sarà importante anche per le prossime consigliature degli ordini di affrontare il problema della protezione civile, quello che era vago adesso è chiarissimo. L'emergenza bostrico chi è che la può affrontare se non dei tecnici forestali, anche in maniera da poter intervenire subito e con maggiore efficacia rispetto a quelle che abbiamo tristemente
sperimentato. È ovvio però che non è questa solo nel Veneto l'attività forestale, non solo le zone state colpite da vaia, vi sono situazioni molto differenziate nel Veneto, per fortuna, dall'Alto Bellunese alla Val Belluna, dal Baldo ai 7 comuni, dal Grappa ai Cansiglio, dai Berici ai Lugani, del Bosco Nord fino al Bosco Nordio e Valle Vecchia. La loro gestione deve necessariamente continuare, confermando l'importanza della biodiversità, dei molti servizi che questi arreca alla società. Dunque il mercato del legname comunque dopo un tracollo ha avuto una ripresa che è di nuovo un riassetto legata a fenomeni piuttosto complessi, quelli delle segherie austriache che hanno fatto un man bassa in legname di alta qualità, eccetera, i loro programmi pluriennali e anche le loro previsioni le avevano anche adesso, e quindi comunque il bosco, quello che rimane, rimane anche un valore economico. L'importanza delle formazioni forestali, anche oltre a quelle esistenti, di integrare nuovi boschi e albergature, gli spazi rurali, le reti urbane e periurbane, ma qui lascio i colleghi che ne parlino. Sulle aspettative dal documento di strategia forestale nazionale, sono comuni ai dottori forestali di tutta Italia. Il contributo, l'abbiamo cercato di portare, è che sarebbe bello fare anche, avere anche successo, non soltanto portare dei contributi attraverso delle schede. È in corso già la riflessione sulla PAC del 21-27 e qui la federazione regionale ha fatto il suo lavoro e ha dato il suo contributo senza dubbio. Vorrei, prima di inventare nuove opportunità, ricordare che ci sono delle progresse che abbiamo perso e che bisognerebbe recuperare. Il coinvolgimento nei piani territoriali urbanistici, anche per i motivi che dicevo, per i quali è nato anche l'ordine unitario di agronomi e forestali. C'era nel 85 una legge, la 24, che riguardava la tutela e edificabilità dello spazio rurale, che aveva consentito ai agronomi forestali di entrare nei relativi piani, chi più parte agricola, più parte forestale, ma in maniera molto utile, qualche volta anche con degli apporti originali. Poi invece mi sembra che siamo stati tagliati un po' tanto fuori. A un certo punto gli architetti, gli urbanisti avevano anche bisogno di noi, solo che poi ne hanno usufruito prendendo i documenti, queste cartografie sono fatte, altre sono fornite con si taglia e incolla, eccetera. Quindi è importante recuperare lo spazio, diciamo, urbanistico. C'è un altro spazio che dava magari a non tanti nostri colleghi delle opportunità transnazionali, mi riferisco ai Interreg, eccetera, e comunque una comunicazione culturale in cui vedevamo che non eravamo inferiori e per alcuni versi eravamo concettualmente, intellettualmente superiori in molti campi, in confronto con altri stati, con iniziative. A un certo punto è stata la tendenza a che queste opportunità fossero monopolizzate da enti pubblici o parapubblici e secondo me non hanno portato gli stessi risultati, perché allora ciascuno cercava di sopperire a una funzione che avrebbe già dovuto fare di per sé e invece ha un po' privato degli spazi dove comunque sono ancora coinvolti dei dottori forestali. Mi riferisco anche a recenti iniziative Veneto Agricoltura sulla biodiversità, però stiamo più tranquilli, quindi però ci vogliono liberi
dottori forestali professionisti, l'università di ricerca e anche le amministrazioni. Così si quadra la situazione. Un riferimento alle sistemazioni idraulico-forestali che sono un rammarico. Come avevo accennato, la partenza e la forza dei dottori forestali è nata anche sull'esperienza fatta dai Corpo Forestale nelle sistemazioni idraulico-forestali. Oggi l'insegnamento è a alto livello a Padova, però non vedo che trovino impiego, no? Perché ci sono diverse ragioni, ma è un settore in cui riappropriarsi, e incito anche i bravi professori che hanno funzioni, vengono chiamati, eccetera, a pensare anche a favorire quelli che arriveranno a lavorare, i loro allievi, no? A aprire questi spazi, e noi per quanto ci riguarda siamo ben disponibili. Eccoci quindi in questa situazione in cui da una disgrazia di vaia viene quello della pandemia, e poi i mutamenti climatici, manca solo una recessione economica, eccetera. Quindi siamo dentro, dobbiamo stringerci in un quadro solidale, no? Solidale, questo prendere esempio da altre categorie tipo gli ingegneri, eccetera, che prima di tutto sono ingegneri, no? Sono poi professionisti o professori o funzionari o alti funzionari, eccetera, però prima di tutto sono ingegneri. E nel passato ho fatto invece che nel nostro ambito uno fosse homo hominis lupus, forestale lupo, diciamo. Questo qua è una questione suicida e distruttiva. Dobbiamo avere un quadro comune, possiamo avere simpatie o antipatie, diciamo, tra di noi, però se riconosciamo dei valori dobbiamo percorrerli insieme. E comunque anche tutte quelle sono disgrazie, senza essere opportunità, hanno dei risvolti anche positivi. Per esempio, cioè, il fatto della pandemia richiama nei boschi e in montagna un sacco di gente, avete visto quest'estate, anzi anche troppo. Basta aver visto dei filmati sotto le stelle, là come si chiama, allora track in alcuni luoghi, in alcune icone, eccetera. È in corso una polemica abbastanza forte tra sostenitori dell'uso economico del bosco, di quelli paesaggistici ambientali in centro Italia, no? Con denunce, nel Veneto avevamo trovato un equilibrio non facile, ma abbiamo impostato un po' da subito sulle diverse funzioni, quindi io non vedo questo problema. Dobbiamo conservare non solo i buoni rapporti, ma l'idea che noi, nel tracciare il punto di equilibrio tra funzioni e erogazione di beni e servizi, dobbiamo valutare cosa va in una misura e cosa in un'altra, in questo principio che peraltro è abbastanza congeniale alla cultura moderata del pensiero veneto, piuttosto che estremistico da una parte o dall'altra. Però abbiamo di fronte pesante la possibile influenza della opinione con i mass media di tutti i tipi, no? E quindi dobbiamo conservare e essere convinti ed enunciare cosa facciamo, io direi prima di tutto sulla base della verità. Noi possiamo dire a quelli che hanno visto il filmato da Un passo dal cielo, eccetera, che i boschi dove il tizio passa a cavallo, eccetera, tipo i boschi di Valbona o quelli di San Vito, sono tutti boschi gestiti, producono e hanno prodotto
quantità di legname, eppure non si vede niente. Magari questo è non sempre si potrà fare così, però dobbiamo tener conto anche il rischio di messaggistiche istantanee che sottovalutano o ignorano il ruolo dei tecnici forestali. E così. Allora io nella relazione poi che lascerò potrò dire diverse altre questioni, ma credo che quelle più importanti siano dette. Quali sono i maggiori rischi? Ci sono dei rischi che non si possono evitare, però ci sono delle vulnerabilità che si possono sanare, no? C'è una relazione tra rischio e vulnerabilità, quindi il rischio è il danno che si produce di fronte a certe vulnerabilità. Il rischio non lo possiamo evitare, ma certe vulnerabilità sì. E di queste vulnerabilità una, l'ho già detta, quindi la disgiunzione che si può dare delle iniezioni di quadri comuni, e questo però anche con la pesante legislazione di categoria, compresi anche i crediti formativi, eccetera, in parte ci si è innestati. Formare sempre più un quadro comune in maniera che di fronte a un certo evento si possa dare delle risposte analoghe. Qui è una forza. C'è un po' un difetto di origine, chi fa gli esami di Stato lo sarà accennato, dei bravi ragazzi, bravi anche in preparazione, qualche volta anche più bravi del passato, però spesso vissuti in un mondo che non corrisponde alla realtà, quindi di favorire questo addestramento alla realtà che è importante per entrare a agire e pigliarsi delle responsabilità, perché se non si ha quest'idea e si pensa di fare di travetto, eccetera, di scaricare o di entrare nel gioco dello scaricabarile, eccetera, allora non fa. Però dei passi li possiamo fare, rafforziamo le energie e ripeto la mia tesi di inizio che di mondo forestale può contare se è indissolubile in una certa maniera. Abbiamo già detto a suo tempo, non basta però una verifica di indirizzi, perché ciascuno può essere d'accordo a livello teorico, ma anche di perseguire una unitarietà di azione. Adesso io ho fatto la mia lunga relazione, non vorrei che fosse un testamento, no? E se per caso dovesse esserlo, pigliatelo in parte anche così. E passerei la parola ai colleghi o Paolo Pietrobon o Domenico Maltauro. Qui non so se Franz ha già installato il collegamento, queste robe. No. Facciamo Paolo per prima, che è vicepresidente della FOLAF. Beh, Orazio, intanto grazie perché il tuo contributo è stato molto articolato, pieno di contenuti e allora spero che non sia, come dire, l'epitaffio, ecco, però sicuramente ha messo in fila una serie di elementi, anche chiamiamoli storici, che servono, è utile sapere, anche secondo me se vorrei condividere con i colleghi che possono essere interessati il testo che avevi scritto, che anche approfondisce ancora di più quello che tu hai esposto. Secondo me, ecco, mi verrebbe quasi da dire, forse andrebbe pubblicato nella rivista del CONAF questo contributo come
anche per fare un punto fermo su quella che è la storia della nostra professione e anche per le riflessioni sul presente, che purtroppo devo dire condivido anche nella loro amarezza, e anche sul futuro e su delle speranze, su degli auspici che condivido. Riguardo a un contributo mio, allora io non ho preparato un contributo specifico, porto solo un focus di riflessione che sicuramente è legato anche al mio specifico come professionista. Io mi occupo di verde urbano, quindi sono un forestale fuori foresta per certi aspetti, perché è vero si parla di foresta urbana, però insomma in realtà fuori foresta guardiamo all'individuo più che al popolamento, quindi è proprio un approccio anche molto molto diverso. Io credo che però certi elementi di specificità del nostro mestiere rimangano anche nel fuori foresta, nella forestazione urbana, nella gestione del verde urbano, e vedo che ci piaccia o no, in questo momento è diventato di moda tutto quello che è il verde. Cioè ci si è resi conto, dico, finalmente dell'importanza del verde nelle nostre città, anche nelle nostre campagne, lungo le strade. In qualche modo il pubblico, le nostre amministrazioni pubbliche stanno muovendosi, stanno arrivando finanziamenti. Il famoso famigerato piano di resistenza e resilienza, eccetera, pare metterà delle risorse, ancora non ci è dato sapere come e quante saranno. Quello che io segnalo, e lo segnalo sapendo di avere di fronte circa 60 colleghi, segnalo il fatto che noi su quel treno dobbiamo salire, perché a me fa male, prima di tutto fa male, oltre che indignarmi e farmi arrabbiare anche per il mancato reddito, fa male vedere che vengono proposti degli interventi di forestazione in cui le specie sono buttate lì a caso, indipendentemente dal contesto, dalla pedologia, dal clima, da tutto. Ecco. E credo che invece noi, che partiamo sempre dal mettere le mani nella terra, e in questo assolutamente condividiamo il mestiere anche con i colleghi agronomi, non è solo il forestale che progetta l'impianto di forestazione o il bosco urbano o l'alberata. Ecco, noi non prescindiamo mai dal partire dalle condizioni stazionali, no? Che sono termini a cui siamo affezionati noi che abbiamo fatto la facoltà a Padova, perché questo ci veniva messo dentro forse col caffè latte della colazione, insomma, ecco. Ecco, io credo che su questo treno dobbiamo salire, dobbiamo esserci, dobbiamo anche sgomitare, perché noi non siamo una categoria che tende a sgomitare, siamo piuttosto propensi a ritanarci nel bosco e a subire. E invece dobbiamo sapere che lì stanno arrivando i soldi e dovremmo anche fare lobby in qualche modo attraverso il nostro Consiglio nazionale, attraverso la federazione, e siamo, tutti sappiamo, in fase di rinnovo dei nostri ordini, quindi lasciamo un testimone a chi arriverà, e chi arriverà dovrà avere coscienza di questa necessità e di un obbligo, un dovere di seguire questi aspetti, non solo per il legittimo reddito che ci deve arrivare da questa attività che è nostra, perché nessun altro può progettare un bosco, e un bosco urbano è un bosco a tutti gli effetti, non è un disegnetto su un foglio di AutoCAD. E appunto il bosco non è solo reddito per noi, reddito per chi lo realizza, reddito per chi lo deve bagnare, perché siamo ormai al grottesco. L'importante è piantare gli alberi, fare la foto all'assessore, poi poco importa se gli alberi muoiono. No, noi lo sappiamo che gli alberi in città vanno piantati, vanno curati e vanno accompagnati a diventare indipendenti e autonomi. Ma oltre a questi redditi, che sono assolutamente legittimi, al pari di chi sta facendo giustamente e legittimamente i progetti e i lavori per il 110%, perché questo darà un beneficio alla cittadinanza, ai proprietari degli immobili, alla collettività, perché risparmieremo sui consumi di combustibili fossili, ma giustamente dà reddito alle imprese edili, ai progettisti, che sovente ovviamente sono altre categorie professionali, non noi. Ecco, però voglio uscire dal dire dobbiamo portare a casa soldi per noi, per chi ci lavora, ma dobbiamo dare un beneficio, dobbiamo dare benefici ecosistemici alla collettività, perché se
progettiamo stupidate, e non dico oltre la parola stupidate, non avremo nessun beneficio ecosistemico e quindi avremo buttato via dei soldi che ci sono, arriveranno, speriamo, e non avremo costruito un capitale che dovrà dare degli interessi, e gli interessi sono della collettività, non sono nostri come professionisti o come imprese del settore, eccetera. Questo credo sia una riflessione, come dire, che lascio lì e che dobbiamo avere tutti in testa, anche chi si occupa di foresta, tra virgolette, tradizionale, perché ci sono praterie sterminate e non le stiamo occupando noi, le stanno occupando i furbi. Non faccio i nomi delle categorie, ma è facile immaginare chi si infilerà a fare disegnetti e rendering perché paga quello e non paga la nostra sostanza. Però dobbiamo esserci, non abbiamo alternative, ma nell'interesse della collettività, ripeto. Grazie Paolo. Allora, adesso è perso anche Luca, ma era in lista prima Domenico Maltauro, presidente di Vicenza. Audio. Non sentiamo. Scusate, pronto? Ecco. Sì, no, volevo dire, se vuole intervenire Luca non c'è nessun problema, nel senso che prima il presidente, se no vado io, cercherò di essere brevissimo, no? Allora, io avevo preparato, cioè io mi ero, diciamo, volevo fare un focus un attimo sull'attività del dottore Forestale, non me ne vogliono gli agronomi, ma visto che diciamo, l'argomento è il ruolo del dottore Forestale nei boschi nel territorio del Veneto, io ho pensato di fare un focus sulla base dei dati dell'ultimo piano, cioè dell'ultimo rapporto dello Stato delle Foreste per la provincia di Vicenza. Tanto, cioè, non so, io penso che sia la situazione nostra sia più o meno estendibile a tutto il resto del Veneto, diciamo, no? Per cui avevo preparato questa piccola presentazione da porre dei dati, fare un po' riflettere un po' la categoria. Per cui condivido lo schermo qui. Allora è questo. Ok, se Orazio mi dai, no scusa un attimo, fermo lì. Allora, dov'è? Eccolo qua, scusate, mi ero perso. Vedete qui la slide? Orazio, la vedi? Sì, ok. Allora, niente, io ero appunto partito da questa tabellina che è nel rapporto sullo stato delle foreste per la provincia di Vicenza, no? In cui parla di una superficie forestale di 98.000 ettari, più o meno, vabbè, superficie forestale pianificata 31.000 ettari e 400, eccetera. Volume, vabbè, questi sono dati tecnici, 443.000 di volume autorizzato, massa dei cedui, alberi monumentali, superfici, percorso degli incendi, vabbè, imprese di trasformazione 607, vabbè, la licenza del ricordo, imprese forestali 77, dottori agronomi 79. A me quello che il dato che mi è balzato subito alla mente è stato questo, nel senso che 79, ho detto, ma allora noi in realtà in tutti come agronomi forestali della provincia di Vicenza siamo circa 150-151. Forestali, sì, effettivamente siamo di più degli agronomi. Allora qui, allora cosa fa il forestale? Perché io credo che il forestale sia frutto del territorio, nel senso che naturalmente quando va a operare
quando va a operare, opera sul territorio che gli si trova. Quindi di questi 98.000 ettari di foreste ne abbiamo sostanzialmente che le mughete sono il 2,31%, per cui quelle è un po' difficile gestirle, no? Sul piano montano abbiamo circa la metà della superficie forestale, intendo tutta la zona dell'altopiano di Asiago, del Grappa, della zona delle piccole Dolomiti e via dicendo. Quindi abbiamo una fascia pedemontana che io ho considerato tra i 200 e gli 800 metri, che è circa un quarto della superficie totale, e quindi abbiamo l'area di Colli Iberici che è poco meno del 10%, però abbiamo una grossa formazione, cioè una grossa, circa il 12% di formazione antropogene, scusate, che sono per lo più rubinetti e pinete piantate appunto in epoca 20-30 anni fa. Ecco, questo si traduce naturalmente nelle forme di governo, in cui abbiamo il ceduo che è prevalente al 63% e la fustaia al 33%. Ecco, questo diciamo è l'ambito dove il forestale vicentino si trova ad operare. Il grosso problema però sono le proprietà, cioè nel senso che abbiamo diciamo il 30%, 32% sono di proprietà comunali, localizzati prevalentemente nella zona diciamo dell'altopiano, cioè zona montana quindi, mentre è una parte anche nella zona berica, però di fatto abbiamo il 67% che è la proprietà privata, per cui proprietà privata con tutti i problemi che naturalmente sono insiti nella sua gestione, quindi la frammentazione della proprietà, quindi l'impossibilità di fare piani, eccetera. Sì, questa ulteriore tabella fa la divisione tra fustaia e ceduo, cioè nel senso che abbiamo circa il 24% di superficie a fustaia, pardon, scusate, no, scusa, è superficie pianificata, anziché per gran parte della superficie pianificata è legata alla fustaia, mentre sul ceduo sì, abbiamo questo 11%. Fustaia vuol dire sempre zone di montane con abeti faggi, mentre nella zona ceduo prevalentemente di faggio e carpino, nella zona diciamo limitante, cioè di bordo dei Colli Iberi, scusa, dell'altopiano del Asiago. Ecco, veniamo un po' all'ordine nostro, cioè all'ordine provinciale. Attualmente, come ho detto, ci sono 150 iscritti, di cui 80 sono forestali. Ho fatto un raffronto tra diciamo, gli iscritti del 99, che eravamo 171, a quelli attuali appunto 150, in cui abbiamo che i dottori forestali sono passati cioè mentre gli agronomi sono calati in numero da 107 a 70, i forestali sono aumentati. Sì, da notare che guardavo un raffronto che per esempio la provincia di Belluno c'ha quasi il doppio della superficie, più del doppio della superficie forestale di Vicenza, e ci sono, mi pare, 27 forestali. O sbaglio? No? Vabbè, comunque, no, beh, secondo la tabella. Sono 100 circa. Dottori forestali, no, scusa, 95. Dopo però avrete, penso, le nostre problematiche, ci sarà chi fa la professione, chi insegna, chi fa cosa, insomma. Vabbè, comunque siamo in aumento, che la superficie boscata più o meno è sempre quella, no? Allora, il problema è, ma che cavolo fanno sti forestali a Vicenza? Allora, dico ancora che sì, dei forestali del 99, ben 14 avevano la notazione a margine e almeno 12 non esercitavano la libera professione, per cui da questi 64 bisogna tirare via appunto questi 26 che non facevano l'attività professionale di fatto. In totale, considerando gli insegnanti, i dottori forestali operativi erano circa 38. Stimo che i dottori forestali che esercitavano effettivamente la libera professione non fossero più di 10, in realtà questo nel 99. Allo stato attuale cosa succede? Che abbiamo visto che c'è questo aumento di professionisti, però allora di fatto di quei
80 che diceva anche il report della regione, in realtà ne abbiamo che gli iscritti all'EPAP, quindi che pagano la cassa, sono solo 52, per cui gli altri 28 sono iscritti diciamo che non professano l'attività, e quindi sono lì in attesa, pagano la quota, sono esentati un po' da tutto come da regolamento nostro, e quindi sono lì, diciamo, quiescenti. Dei 52 iscritti EPAP, 5 non hanno l'uso del timbro professionale e 6 sono dipendenti pubblici, per cui in realtà in provincia di Vicenza abbiamo questi 47 persone che sono operativi, considerato anche gli insegnanti. Ecco, qua ho fatto un po' uno schema su quello che riguardava le classi di laurea. Allora, di solito, cioè, questi 14 che vediamo qua sono quelli i più vecchi, cioè quello, quindi si laureati prima del 1999 di fatto. Comunque, mentre quindi questi 14 più e il resto sono scienze forestali e ambientali, circa ne abbiamo 18 più altri 8, abbiamo 4 che sono gestione delle risorse rurali e forestali e 3 che sono i laureati junior. Come organizzazione professionale, allora normalmente allora, questi diciamo 47 professionisti di fatto sono raggruppati, cioè circa 32, ho fatto il conto io, esercitano la libera professione come singoli, mentre ci sono più o meno 5 studi abbastanza grossi che occupano circa 10, 12 e 15 professionisti, tutti quanti con timbro. Per cui di fatto le entità operative sono quindi 47 meno queste 12 di fatto, insomma, scusa, sì, essendo che in tutti sono qui 12 diciamo professionisti, sono in 5, per cui 47 meno 12 fa 35, 36, 37 sono diciamo, le entità professionali attive. Ecco, un altro aspetto che ha la provincia di Vicenza, legato un po' alla suddivisione territoriale, è quella delle aree SIC. In provincia di Vicenza abbiamo circa il 18% delle aree che sono soggette a SIC, per un'estensione di circa 49.000 ettari. Questo è importante da un punto di vista professionale perché attualmente la normativa impone di fare queste analisi, queste VINC, cioè valutazione di incidenza o di non incidenza, in tutti quanti i progetti, e avendo tutte queste cioè questa superficie, più considerando anche la rete ecologica, che qua non è segnata, però di fatto io penso che almeno l'80% degli interventi qualche effetto sulle aree SIC o sul corridoio ecologici lo possa avere. Comunque la normativa impone che tutti i progetti devono essere soggetti a queste valutazioni. Ecco, ma qua abbiamo l'elenco di SIC. Ecco, dove sono i professionisti? I professionisti, caso strano, a Asiago abbiamo un solo professionista, cioè diciamo come residenza o studio professionale. Diciamo che gran parte sono nella zona, cioè allora localizzati nel comune di Schio, e Vicenza ne abbiamo 9 e 7. E il resto sono tutti sparpagliati sul territorio, in zone anche che di bosco non hanno niente. Allora il problema è cosa fanno queste persone, perché quindi io mi sono accorto che il forestale, anzi un dato che ho avuto stamattina dai servizi forestali è stato quello che i piani di riassetto nel territorio vicentino sono circa 30. Sono piani di riassetto che addirittura quello di Asiago, mi dice oggi il dottor Mizzolo, era stato fatto ancora prima, negli anni 30, a cui si sono aggiunti gli altri, che però in più ci sono altri 20 piani di riordino forestale,
Comunque in questi ci sono, cioè, i professionisti impegnati sono circa 4-5 professionisti per i piani di riassetto e circa un 5-6 per i piani di riordino. Quindi la capacità di impiego delle attività lavorative da parte del dottore agronomo forestale sul settore, diciamo, forestale non è così, almeno nella pianificazione forestale non è così, così diciamo, importante. Cioè, dopo, come dicevi tu prima, Orazio, anche la regione che ha ridotto gli stanziamenti appunto per la redazione di questi piani, indubbiamente il professionista, specialmente il nuovo professionista, si è girato da un'altra parte, è andato in cerca di qualcos'altro. Ecco, qui mi sono scaricato diciamo, la tabella, quella dell'assicurazione professionale, ci ho messo le mie belle faccine, non so. Allora, adesso cerco di ingrandire un attimo così. Sì, ho quasi finito. Allora, le aree di rilievi topografici catastali, sì, ci sono dei professionisti a livello, cioè nostri che li fanno, però c'è la grande concorrenza naturalmente di geometri e ingegneri, specialmente di geometri che hanno dei prezzi veramente stracciati su queste cose. Per cui spesso non conviene anche comprarsi una stazione, cioè uno strumento, ma conviene mandare il geometra a fare rilievo. Eccola. Quindi ho messo una faccina un po' così indifferente. Nell'area dei rilievi studi botanici, sì, è un settore diciamo di nostra competenza, specifica competenza, però non è così scontato, nel senso che lo studio botanico non è che sia richiesto tutti i giorni. Per cui specialmente nelle aree di ricomposizione, però le aree di ricomposizione sì, insomma, diciamo cave miniere, però adesso non è che ci faccia più tante cave, neanche tante miniere, non so, almeno da noi, per cui dopo ogni volta per fare un progetto di una miniera viene fuori il comitato contro, per cui non riesci mai spesso a portare a casa qualcosa. Ecco, il settore del GIS è una cosa che per esempio impegna specialmente gli studi più grossi e diciamo ti dà una buona resa, no? Almeno di tipo economico. Altre aree delle valutazioni economiche, beh, queste sono più legate appunto alle stime a livello di tribunale, a livello anche di singoli privati o nelle cause, comunque come CTU e CTP, e questo è un settore diciamo che continua a mantenere una sua vitalità, per cui molti dei nostri, non mi sono estrapolato il dato diciamo ufficiale, però molti dei nostri diciamo iscritti a forestali sono anche cioè sono iscritti nell'albo di consulenti del tribunale. Vabbè, comunque tutte le stime delle servitù, gli usufrutti e via dicendo, questo diciamo è classico, cioè i settori classici che condividiamo anche con gli agronomi. Ho messo qua stima cave miniere, c'è chi lo fa, però non è così importante perché appunto come dicevo prima non abbiamo più niente da cavare o da far miniere, insomma. Vabbè, redazioni di bilanci aziendali spesso sono diciamo affiancati al PSR. La stima degli usi civici sì c'è, ma non è così cioè è abbastanza importante, ma gli usi civici in provincia di Vicenza sarà una decina più o meno dalla revisione che ha fatto la regione, e sono in fase, alcuni sono terminati, altri sono in fase ancora di revisione. L'area della consulenza e assistenza tecnica ed amministrativa, ricerche statistiche, qua ho messo 2 faccine, cioè da media a scontento, perché non è che i nostri iscritti seguono molto diciamo questi settori. Non so se sono da incentivare o ma se trovano difficoltà diciamo, nell'affermarsi, probabilmente è perché c'è poca attività in questi settori, insomma. Ecco, più che altro ci sono appunto queste predisposizioni di fascicoli aziendali sempre legate al PSR per l'accesso ai contributi, la predisposizione e per il rilascio di autorizzazioni, quindi SCIA, DIA, eccetera. Questi diciamo sono settori in cui i nostri iscritti sono ben inseriti, cioè ben impegnati, e che
sì, dal quali ritraggono anche, penso, qualcosa di buono. Andiamo avanti veloci. Analisi delle valutazioni di certificazione dei prodotti agroalimentari e fitoiatico. Ho messo una faccina scontenta perché, diciamo, per l'aspetto di certificazione dei prodotti agroalimentari non è che siamo molto ferrati come forestali, sebbene ci siano degli agronomi che lo fanno. Mentre ho messo la faccina sorridente perché per la relazione dell'atto fitoiatrico, questo, cioè all'ora di tutti gli agronomi operanti nelle zone di pianura, di fatto cioè, bene o male, una valutazione di stabilità o un riscontro delle varie malattie, una relazione sullo stato fitosanitario delle piante, queste sicuramente lo fanno. Ancora qui, area della progettazione edilizia, agrituristica, tecnologia infrastrutturale, abbiamo specialmente progetti di strade forestali. Questi sì, ci sono vari studi e professionisti che si esprimono su questi progetti, no? Progetti antivalanga e paramassi, sì, c'è chi lo fa, ma non è così importante. Ormai dovevano cadere le valanghe, sono cadute, dove invece dovevano trattenere, le hanno trattenute, per cui cioè, diciamo è una cosa un po' statica quella delle antivalanga, nel senso che non vedo questa forse perché non nevica neanche più tanto. Progetti di piste da sci, sì, ci sono, sì, non sono così affermati, però insomma c'è chi le fa, insomma. Laghetti collinari qua, sì, vabbè, nelle sistemazioni delle aree di collina vengono anche fatti. Ecco, più che altro è a livello della cantieristica, sia dei lavori, diciamo, di concessione edilizia, che inteso come strutture nuove, che anche per i tagli boschivi si fa la contabilità dei lavori, si fa il computo medico, si fa la direzione lavori, quindi questo è un settore abbastanza, diciamo, quotato, anche se per esempio per i tagli boschivi lì c'è un po' un problema, perché per esempio sull'altopiano di Asiago ci sono le cosiddette guardie boschive che di fatto possono fare tutto meno che la pianificazione, per cui spesso alcuni, diciamo, c'è la consegna del loto, c'è tutte quelle operazioni amministrative che sono a monte e a valle del taglio, di fatto vengono compiute da questi funzionari, che sono a tutti gli effetti dei funzionari del comune, di fatto, no? Ecco, questa secondo me è la parte più importante, cioè area, come dicevamo, di tutti gli agronomi forestali che non stanno in zona montana o vicino ad essa, la parte, diciamo, naturalistica e paesaggistica è quella più nutrita, nel senso che sì, molti sono gli iscritti che operano nella sfruttamento cave miniera, abbiamo detto prima, che però nella riqualificazione ambientale e paesaggistica, i progetti del verde specializzato sicuramente, progetti di sistemazione idraulica forestale, questo ma non nel Veneto, come dicevi tu prima Orazio, nel senso che spesso operano fuori, perché in Veneto, per esempio, specialmente in provincia di Vicenza, io penso, i servizi forestali si arrangiano, fanno lo studio di progettazione, si fanno tutto quanto il progetto, la direzione lavori e tutto quello che va alla contabilità, eccetera, e per cui il professionista non viene assolutamente coinvolto. Da notare che, come dicevo prima, noi per esempio nell'Ordine di Vicenza non abbiamo un iscritto che sia dei servizi forestali, per esempio, con i quali si potrebbe avere anche uno scambio di opinioni, di creare un qualcosa di costruttivo. In realtà appunto non c'è questa possibilità. Vabbè, insomma, le cose costruttive si trovano, però di fatto avere un rapporto paritetico al di fuori, diciamo, di quello che è l'ufficio, dal loro ufficio, non si può avere. Ecco, progetti di valorizzazione del paesaggio, sicuramente. Ecco, nell'area della pianificazione, appunto, avevamo detto prima, ho messo una faccina un po' scontenta, perché appunto sui piani di gestione forestale non è che, sì, vengono fatti, ma non sono così diciamo,
così diffusi, specialmente perché da quello che vedevamo prima la superficie diciamo pianificata, cioè ci sarebbe un 60% di superficie che non è pianificata, no? Però è anche vero che c'è circa il 60% di superficie che è di proprietà privata, per cui cioè, anche in questo caso la politica forestale dovrebbe cercare un po' di tirare, cioè di coinvolgere anche queste superfici in qualche modo, o almeno rendere più esplicita diciamo l'azione di coinvolgimento. Ecco, sicuramente il piano di sviluppo rurale è un buon cavallo di battaglia per tutti i professionisti che permette diciamo di diciamo, arrotondare un po' le nostre parcelle e competenze, cioè competenze e anche le parcelle. Ho quasi finito, l'area della pianificazione aziendale, insomma vabbè non è che siamo tanto presenti, nell'area di monitoraggio ambientale fitoiatrico sicuramente questo è un settore che riguarda tutto quanto l'ambito urbano in cui sì, cioè, diciamo, sì, oltre all'ambito urbano anche tutti quanti quei progetti di valenza ambientale in cui vengono fatti dei monitoraggi sia sulle vie, sulle VAS, ma anche sulle VINCA nel momento in cui appunto viene verificato che c'è incidenza, naturalmente devi mettere in piedi questo piano di monitoraggio che ti dica come stanno andando le cose dopo l'intervento. Area delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e naturalistiche, vabbè, questi sono i classici studi VIA, studi VAS, eccetera, questo è importante. Vediamo se c'era qualcos'altro di... Ecco, l'ultima era l'area dei collaudi che... Sì, che tu Orazio sei anche, mi pare, nella commissione, no? Cioè, di forestali che collaudano non è che ce ne sia tanti, mi pare, no? Però potrebbe essere un settore, diciamo, di attività che lì appunto c'è la forte concorrenza di ingegneri e architetti. Ecco, in ultima analisi, ecco questa qua, la parte 13 qua, che era l'area di pianificazione, progettazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche questi nei cantieri forestali, per esempio in provincia di Vicenza, diceva per esempio oggi il dottor Mizzolo che ci sono problemi nel trovare responsabili che seguono la sicurezza dei cantieri, sia in fase di progetto che in fase di sicurezza, cioè di esecutiva. Questo potrebbe essere anche un settore, diciamo, dove ci si può impegnare. Ecco, in ultima analisi avevo preparato questa slide che era sostanzialmente il resoconto di tutto quello che ho detto fino adesso. Sostanzialmente, almeno per quello che riguarda gli iscritti nostri a Vicenza. Allora, questa linea qua è quella che dà diciamo, gli iscritti totali. Il problema è che all'interno di questa curva ci sono queste curve di una dinamica un po' strana, nel senso che la prima che risalta è questa linea qui, che è quella relativa agli iscritti con età maggiore di 64 anni. Cioè, cosa succede? Che raggiunta l'età pensionabile, per esempio dall'insegnamento, dall'attività che facevano prima, questi si mettono a fare la libera professione. Mentre i giovani, che sono queste due linee azzurre e blu, queste sono quelli compresi tra i 31 e i 50 anni che di fatto si parcheggiano all'interno dell'ordine in attesa di avere una sistemazione, diciamo, una sistemazione finale, si può dire, no? Per cui rimangono iscritti per un certo periodo e dopo, per esempio, noi abbiamo anche nelle quote, abbiamo l'esenzione, cioè una quota ridotta per i primi 3 anni, questi rimangono iscritti i primi 3 anni, dopodiché magari trovano un posto fisso e dopodiché si cancellano o si mettono non operativi. Sebbene appunto nella linea più bassa qua abbiamo che il numero delle iscrizioni annuali più o meno rimane costante, se non aumenta di qualcosa. Ecco, per cui diciamo, io con questo avrei concluso e l'unica cosa che mi viene da dire è in questa, allora sostanzialmente i settori, diciamo, in cui veniamo coinvolti, vediamo al di là del settore prettamente forestale, delle utilizzazioni e tutto quello che va con sé, che
diciamo, speriamo che la Regione Veneto metta in atto questa filiera forestale che sicuramente sarà, diciamo, rigenerativa anche per l'attività dei nostri iscritti. Dall'altro invece c'è il settore, diciamo, ambientale e urbano, che è quello ormai, appunto, come diceva prima il dottor Pietro Bon, con il piano di ripresa e resilienza nazionale, teoricamente dovrebbe apportare finanziamenti e quindi permettere anche ai forestali di pianura, come li chiamo io, di avere delle opportunità lavorative anche serie. Per cui speriamo che tutto questo avvenga e anche nel minor tempo possibile. E con questo ho veramente chiuso. Per cui ringrazio e saluto. Arrivederci. Stai qui, bravo Domenico, che miseria, fortunato l'ordine di licenza che un presidente così puntuale, puntiforme come un'aquila che vede l'insieme ma poi vede il singolo polastro che si allontanano e lo cataloga. Quando ce ne sono pochi bisogna tenerseli buoni. È molto interessante. Comunque il piano di allestamento sull'altipiano il numero è limitato, però ce ne sono di grossi, no? Cioè, sì, sì. Alcuni sono grossi, cioè non sono pianetti, eccetera, e hanno anche il loro prestigio. Allora, sì, però il problema è che il piano, appunto, perché come se tu mi dicevo Mizzola, vale 10-12 anni, per cui che li fanno più o meno, anche le amministrazioni si rivolgono più o meno agli stessi che l'avevano già predisposto a suo tempo, per cui effettivamente c'è chi lavora in altopiano, sono quei 4-5 professionisti, cioè per carità nulla, ma più che altro sì, quello che sono cioè quello che diciamo secondo me porta via parecchio lavoro sono la storia di queste guardie boschive che hanno la possibilità di fare, cioè praticamente gestiscono tutto il cantiere loro. Per carità, è doveroso, però rispetto a quello che si faceva una volta, diciamo, cioè, ma questo anche secondo me è un problema perché non riesce a coinvolgere più figure professionali all'interno che non sia del cantiere, che non sia la pianificazione. Questo se... Bene, Vabbè. allora non abbiamo limiti di tempo in quanto concludiamo questa panoplia di Fiera Festival di Longarone che è stato molto vasto, però noi possiamo continuare, magari non fino a mezzanotte, ma non c'è limite. E quindi passiamo a Luca Crema. Scusa, volevo interrompi la condivisione, eccomi qua, così, così vediamo anche Luca. Ok, arrivederci, ciao. Sì, poi eventualmente stai a disposizione per domande. Allora, Luca, domando a Longarone Fiere, deve connetterlo come relatore o è già a posto? Io provo a parlare. Mi sono perso la prima parte della domanda. Come? Mi sono perso la prima parte della domanda. No, Luca, siccome Luca Crema è presidente della federazione, allora abbiamo l'amico Luca Canzanche. Questi giorni anche ha troneggiato su in Consiglio. Chiedo scusa. Grazie. Chiedo scusa, allora Luca Canzan io non lo devo rendere come coorganizzatore? No, Luca Crema. Ah, ok, perfetto. Allora un attimo sono vicini anche di cognome. Ok, va bene. Allora adesso io cerco Luca Crema. Grazie Alessandra. Niente, eccolo qua. L'ho trovato. Allora, rendi coorganizzatore. Sì, ok. Ok, perfetto. Va bene. A posto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Un saluto a tutti i colleghi. Io purtroppo non sono riuscito a partecipare alla prima parte, però abbiamo condiviso, perlomeno Orazio mi ha condiviso la sua relazione, che è sempre molto ben articolata nelle sue trattazioni e con un quadro molto organico di quella che è stata un po' la storia e di quelle che potrebbero essere le opportunità della professione del dottore forestale. Io direi che io vorrei
fare alcune osservazioni su quello che potrebbe essere il futuro, ma un po' dato da quella che è stata l'esperienza che come Consiglio di Federazione ho avuto modo, insieme agli altri colleghi presidenti della Regione Veneto, che abbiamo avuto modo di constatare sia nei rapporti con le istituzioni, in particolare la Regione Veneto e in particolare con l'università, e quello che era un po' il sentore della base, cioè perlomeno di tutte le persone iscritte, per cercare di capire un po' innanzitutto quali sono le problematiche, ma cercare di dare un'interpretazione a qual è l'evoluzione dei fatti, a qual è l'evoluzione in modo particolare della politica agricola comunitaria, e in particolare di quello che è il nuovo orientamento che sta un po' alla base di quella che è la nuova tendenza della politica agricola comunitaria, che è il Green Deal, proprio dettato proprio nello strumento di pianificazione finanziaria della Comunità Europea per i prossimi 5-7 anni. Insomma, ecco. Quindi credo che questo sia importante, perché rappresenta forse il nostro stimolo di lavoro più importante. Allora, quello che mi sembra di capire è sicuramente è che c'è questa presa di coscienza e questa presa di reale importanza di quella che è l'ambiente, no? L'ambiente inteso nel senso più ampio del suo termine, ma che coinvolge probabilmente in maniera maiuscola l'ambiente naturale. Se noi possiamo pensare a quello che era nel 76 la pensata di fare il dottore agronomo e il dottore forestale, no? Che in qualche maniera metteva in luce quelle che erano le due sensibilità, ossia chi assisteva e regolava e aiutava, diciamo, il settore produttivo, vedi il settore produttivo agricolo, in questo caso vedo il dottore agronomo, quindi con una spiccata tendenza ad osservare quello che è l'ambito produttivo di tutte le attività che utilizzano l'ambiente naturale. Dall'altro avevamo i dottori forestali che avevano una sensibilità ecologica, cioè quella non tanto spiccatamente legata all'utilizzazione oppure allo sfruttamento produttivo della risorsa naturale, ma quella di regolamentare un equilibrio che già di per sé esisteva, no? O perlomeno di cercare di limitare le azioni perché questo equilibrio si mantenesse. Credo che la novità di questa politica, anche di questo New Deal, di questa politica agricola comunitaria, è quello che ha messo insieme le due cose. Quindi quello che dapprima, secondo me, nella teoria e diciamo in quello che era lo stimolo iniziale, poteva rappresentare due settori, il settore produttivo e il settore ecologico, sta diventando una cosa unitaria, ossia che è racchiuso in quella parola che è sostenibilità, cioè quindi un'attività produttiva che sia compatibile, che quindi sia di tutela anche dell'equilibrio ecologico, meglio di un equilibrio molto più ampio in cui si cerca di vedere qual è quell'ambiente che possa mantenere in vita l'uomo, che è primariamente legato al mantenere, diciamo, l'equilibrio nell'ambiente naturale, perché avere un ambiente o un pianeta che va verso il degrado vuol dire il degrado anche della nostra specie. Quindi questo, diciamo, che ormai io lo vedo come una cosa che si sta unendo insieme, e quindi gli obiettivi che prima si potevano considerare con sfumature diverse adesso sono unitari. E noi come cultura, diciamo, come cultura universitaria, siamo le persone che siamo le professioni, ma io direi ormai la professione che meglio sa interpretare, è la professione che meglio saprebbe interpretare quelli che sono questi obiettivi, o perlomeno la scelta delle azioni da attuare per raggiungere questi obiettivi, perché solo la nostra professione, solo la nostra formazione riesce a creare un connubio tra attività economica e attività di gestione dell'equilibrio naturale rispetto ad altre. Che questo sia diventato un aspetto strategico lo sanno bene altre, se ne sono accorte anche altre professioni, i quali in maniera diciamo in maniera solerte hanno avviato delle loro attività di riforma professionale in cui hanno inserito questo concetto di ambientale
e di sostenibile in maniera quasi forzata, perché ovviamente la loro preparazione non è a 360 gradi come la nostra. E qui mi collego con, diciamo, quella parte di discorso, conoscendo ben Paolo, abbiamo sempre condiviso un po' queste, diciamo, queste sensazioni, no? Questo fatto di aver sempre paura, aver sempre avuto nel passato aver perso tempo a guardarci all'interno di noi, no? Cioè quello di non cercare di sponsorizzarci un po' di più verso l'esterno, cioè quello di cercare di perdere tempo per cercare all'interno della nostra professione qualcuno che potesse fare il lavoro che facciamo noi e quindi cercare di ostacolarlo per aver paura di perdere aspetti o perlomeno perdere settori che magari potevano essere importanti, e invece ci siamo persi a dover invece ampliare e far conoscere quella che è la nostra funzionalità, perché credo che il problema più grosso è quello che gli altri ormai non stanno più capendo quello che noi effettivamente possiamo fare e quello che è il nostro apporto sicuramente di maggior valore che possiamo dare in questa prospettiva rispetto ad altre professioni. Questo credo che sia l'aspetto più importante. Credo che anche noi come federazione abbiamo cercato, è vero che magari si poteva fare di più, ma io vorrei portare una cosa che è successa a me personalmente, quindi posso dire che rappresenta, o perlomeno che sono venuto io a conoscenza diretta, è che noi abbiamo fatto, noi l'abbiamo comunicato, una lettera a tutti i comuni della provincia di Verona, andando non tanto a denigrare altre professioni, ma quello di dire quello che effettivamente noi possiamo fare in modo particolare per quanto riguarda le valutazioni di incidenza ambientale. Beh, vi devo dire insomma che c'è stato un professionista, non dottore agronomo forestale, che ha portato, diciamo, l'esigenza da parte di un tecnico di dover rinunciare alla sottoscrizione di una propria valutazione perché dice i più titolati nel fare questo tipo di valutazione, è un caso più unico che raro, devono essere, sono i dottori agronomi e i dottori forestali, quindi cercati un dottore agronomo e un dottore forestale per fare questa valutazione. Credo che questo sia la dimostrazione che probabilmente la nostra comunicazione ha sempre peccato, no? Quindi cerchiamo sempre di chiuderci e in questa maniera non riusciamo a moltiplicare quelle che potrebbero essere le nostre occasioni di lavoro. Tornando un po' alla mia premessa, cioè quello di dire che noi dobbiamo guardare la politica agricola comunitaria in modo particolare, perché è da lì che forse sia il settore agronomico sia il settore forestale potrà trovare o può trovare, diciamo, delle opportunità. Dobbiamo guardarla, ma anche con un giudizio critico un po' diverso, cioè quella che ho visto ho seguito l'interessante esposizione di Domenico, no? Però se uno va a guardare un po' tutto quello che noi teoricamente possiamo fare, da una parte è una ricchezza, però dall'altra parte può rappresentare anche una sorta di zavorra, nel senso che uno si sente titolato di poter fare tutto. Ma sentirsi titolato di poter fare tutto con le evoluzioni che ci sono nelle conoscenze adesso non vuol dire che effettivamente si può fare tutto. Quindi, secondo me, noi dobbiamo guardare un po' quelli che sono i nuovi indirizzi della politica comunitaria, e cercare però di trovare delle specializzazioni. E credo che la nostra forza sia effettivamente trovare delle specializzazioni per dare un lavoro qualificato, per dare un prodotto qualificato, perché ormai questo è quello che il mercato cerca. Non cerca il professionista che sa fare tutto, ma cerca il professionista che sappia fare quella cosa al massimo. Quindi bisogna cercare di trovare questa specializzazione e cercare di trovare un'integrazione più produttiva tra professionisti, perché non è detto che ognuno di noi può fare tutto, ma è vero che tutti insieme possiamo fare tutto e sono cose diverse. Capisco che questa è un'evoluzione da parte del pensare comune che è diciamo straordinaria, nel senso che ovviamente un professionista è sempre tendenzialmente un po' egoista, no? Tendenzialmente tende sempre a tenere per sé i risultati raggiunti oppure quello che i lavori oppure i clienti che ha. Però sicuramente con questa logica non potremo sicuramente creare un'immagine nostra che sia vincente, nel senso che non riusciremo mai a
ad essere diciamo il massimo all'interno di una determinata problematica, e quindi anche l'immagine esterna ne risentirà per tutti. Quindi credo che quello di trovare un'alta specializzazione, c'è bisogno di nuove professionalità, perché anche la stessa politica agricola comunitaria sta cercando degli indicatori che siano numerici, no? Quindi non si può più facendo un progetto di sviluppo pensare a delle motivazioni puramente teoriche, bisogna che siano numericamente quantificabili. E questo non potrà più essere fatto con le chiacchiere, ma potrà essere fatto solo con i fatti. E per fare i fatti, ovviamente, serve una grande conoscenza e una grande specializzazione. Quindi io non mi voglio dilungare oltre su questioni, diciamo, di carattere tecnico, perché oppure per quanto riguarda un po' tutte quelle che potranno essere le opportunità della nuova politica agricola. Però è chiaro che se dobbiamo ridurre l'impiego dei fitofarmaci del 50%, o se vogliamo aumentare la superficie agricola a biologico al 25%, come sono gli obiettivi del Farm to Fork, lo possiamo fare solo se tecnicamente riusciamo ad ottenere queste cose qua. E per ridurre l'impiego di fitofarmaci, faccio un esempio, serve che ci siano persone in grado di dare i giusti consigli, perché non basta solo ridurre le quantità distribuite, bisogna ridurle nella maniera opportuna, e quindi anche qua serve grande specializzazione. Quindi nel settore forestale vedo anch'io una grande possibilità di quelle che sono sia le valutazioni di carattere ambientale, di cui sarà necessario, e nel settore del verde urbano, perché questo credo che sarà l'approccio diverso nella gestione di tutti gli spazi verdi negli ambienti urbani. Speriamo, nel senso che ci stiamo lavorando. Diciamo che tutta la struttura ordinistica negli ultimi anni ci ha lavorato molto, perché in futuro si sta credendo molto su questo aspetto, specialmente in modo particolare per dare quella che è la vera e propria configurazione di infrastruttura verde, quindi di una infrastruttura che nel suo complesso ha bisogno di una progettazione adeguata, e ha bisogno di una direzione lavori adeguata, e ha bisogno di una gestione adeguata, che può essere solo fatta da personale qualificato che segua tutte queste operazioni. Non potrà certo farlo, non sarà certo il vivaista o diciamo l'operatore o il giardiniere che potrà effettivamente fare queste cose per le grandi strutture, ma ci devono essere tecnici che fanno effettivamente solo questo. D'altra parte, e qua mi riallaccio un po' agli stimoli anche di Paolo, se io voglio fare una casa, il mio direttore lavori non è l'impresario, ma io devo pagare, ma lo pago per la mia sicurezza, un direttore lavori che sia terzo, un tecnico che quindi non ha nessun tipo di interesse in quel lavoro e che abbia le competenze tecniche per poter valutare se quello che viene fatto come è stato progettato. Quindi basta, mi fermo qua, quindi non voglio portare via altro tempo, e vorrei che si potesse anche aprire una discussione su questa cosa, perché credo che il futuro della nostra professione non lo possono fare i vertici, quindi i presidenti, i consiglieri, eccetera, ma lo può fare da una coscientizzazione di queste evoluzioni da parte di tutta la base. Grazie Luca, hai fatto un discorso da presidente di federazione qui che ha condotto in maniera eccellente l'insieme di tutte le, abbiamo chiamato i magnifici 7 ordini del Veneto, no? Che quando si presentavano hanno sempre fatto bella figura in una immagine di pluralismo, quanto sono vari i nostri ambienti e le cose di cui ci occupiamo, e di unitarietà, una unitarietà di natura professionale ed etica. Sì, sarebbe bello continuare, ma mi domando se già dobbiamo ringraziare Longarone Fiere che ci ha dato questa opportunità, e poi possiamo continuare il dibattito tra di noi
senza limitarlo adesso a qualche minuto. Cosa dite? Direi di chiudere. C'è qualche domanda breve? Però inviterei anche quello che hanno assistito, è stato abbastanza costantemente sul numero di 60, di eventualmente annotare o per iscritto o nella loro testa questi discorsi e di moltiplicarli. Il dibattito può continuare e deve continuare mentre però operiamo, quindi in questo momento non siamo bocce ferme perché abbiamo una serie di fronti ai quali essere allertati e però di continuare per creare la condivisione tra di noi, la dialettica, gli stimoli che sono sicuramente positivi. Mi pare che con il peso che ha comportato questa consigliatura di impegni, ci sia anche una soddisfazione di risultati e la speranza che siano disseminati e ampliati non soltanto da quelli che si sono candidati o si candidano, forse da qualche parte le elezioni le hanno già fatte, ma di tutti quanti gli iscritti, di considerare che il fatto di essere di un ordine è anche una forma di pensiero e di vita e qui non mi limiterei soltanto ai coloro che esercitano la professione, ma a coloro che provenienti anche da pubblica amministrazione e altro ritengono una bella cosa di essere solidari con i colleghi, ma di essere dottori agronomi e dottori forestali. A questo proposito io penso dovremmo continuare anche alcune riflessioni per rivedere degli approcci e anche formulare delle terminologie che condividiamo. E questo dobbiamo fare in parte noi, perché non possiamo aspettarci che siano definite dalle norme regionali o neanche dall'università. Particolarmente Luca ha curato i rapporti con l'università, tutti ci siamo stati dietro, io qualche volta un po' con buona intenzione, ma anche con qualche irritazione per delle interferenze nel mondo di lavoro che non si dovrebbero fare, perché se si ha uno status bisogna essere coerenti e leali, e però ci sono delle cose che dobbiamo sistemarci noi, perché la ricerca all'università ha preso anche altri filoni, compresi anche quelli nomenclaturali, no? Per cui oggi, ma non solo oggi, una pubblicazione per fare carriera bisogna che sia scritta in una certa maniera, con vediamo, non so, 40 titolari, eccetera, pubblicazioni in inglese, no? In cui bisogna dire, cioè, no, non ha detto niente ma lo ha detto in inglese. Questo non è una critica, ma è riconoscere che ha preso in parte altra direzione. Allora alcune cose le dobbiamo gestircele da noi, compresa anche quella che magari può sembrare un pochino da retro, no? di recuperare una tradizione, e forse magari chi si ricorda di Berger e di Serpieri o di Bagnaresi, però noi ce ne ricordiamo e abbiamo degli ottimi padri antenati per procedere per il futuro. Ci sono alcuni argomenti che mi piacerebbe, cioè non adesso, ma di sviluppare e discutere, di condividere. Uno riguarda quella che ho chiamato prassi agronomica e forestale. È stato gentile a pubblicarlo su Sonnino, il presidente della FIDAF,
sulla rivista Agricolture. Avevo buttato in maniera un po' qualche anno fa all'Expo, ma non ha potuto essere discusso questo argomento. Io vedo, nella mia visione, ma è una visione che ha i suoi anni, no? E quindi una divaricazione tra la teoria e la pratica che una volta magari non c'era, non aveva ragione di essere. Per ricomporla bisogna identificare questi due elementi. Allora, a teoria io contrappongo il concetto di prassi, che non vuol dire così fanno tutti. Ecco, allora rispondo, ok, Corro, Longarone Fiere mi sollecita a chiudere. Ecco. Aspetta che ho perso un attimo il filo. Allora, la teoria è più o meno la scienza o quello che fa la ricerca dalla quale noi come addestramento siamo arrivati e continuiamo a coltivare come discepoli attraverso in parte la formazione. La prassi è la traduzione della teoria nella realtà. Tra le due cose c'è un po' una differenza come tra l'idea e il reale, tra il virtuale e il reale. Non si possono riconnettere se non attraverso una dialettica. Ognuno fa le sue cose, però deve sapere quali sono i limiti e quali sono le connessioni. Allora io dico, noi siamo i titolari della prassi, di una parte importante della prassi agronomica e forestale, e ne abbiamo anche l'autorità. Capita con un professore che è non di Padova, no? Che ha alcune teorie, ha detto, professore, lei sulla teoria dica quello che vuole, no? Nessuno priva la ricerca. Quando passa sulla prassi, guardi che siamo noi che gestiamo il bosco, sappiamo, eccetera. Bisogna fare questo passaggio che si incentra sostanzialmente sul concetto di responsabilità. Ecco, poi ci sono altre parole che bisognerebbe riflettere. Uno è di condividere in maniera che agronomi forestali, quando parliamo di una cosa, parliamo di questa e non di quello che vogliamo all'ultimo momento. Uno è sulla strategia, che io svilupperei sempre costantemente su 3 pilastri: obiettivi, mezzi e approccio. E noi contiamo nell'approccio, perché se la politica può definire i fini, l'approccio, la metodologia tecnica, siamo noi che dobbiamo darla o comparteciparla. Un altro elemento è i sistemi, no? Tutto deve essere sistemico. Bene, dobbiamo darci una metodologia una costruzione di sistemi, una condivisione e una discussione, perché è facile di manipolare le cose ignorando un termine. E poi c'è un'altra recente che è quella della resilienza. Adesso tutto è resiliente, eccetera, però non è una cosa interessante, però non è proprio così semplice, siccome il concetto viene dalla teoria dei materiali, no? Nel momento in cui l'applichiamo, abbiamo già messo in luce nel nostro mestiere, abbiamo una dicotomia che va conciliata tra delle possibili resilienze di fenomeni naturali, mettiamo le foreste, la resilienza delle foreste e la resilienza invece delle comunità umane, che non ha gli stessi tempi. Noi potremmo immaginare che una foresta distrutta troverà la sua resilienza entro 100 anni, ma il proprietario, la comunità locale che vi vive, non può aspettare questi termini, perché gli bastano pochi anni per tracollare. Bene, allora io ringrazio tutti quanti per essere presenti. Penso che molti di quelli che ascoltavano potrebbero fare interessanti interventi, però non è che l'inizio, no? E allora vi saluto tutti e ringrazio, oltre ai relatori, a Paolo Pietrobon, a Domenico Maltauro e Luca Crema,
tutti i presenti e in particolare poi Longarone Fiere, l'ho già detto all'inizio per chi però non ha sentito. Ribadisco quanto è stato prezioso Franz Zanne per darci spazio in queste giornate. Abbiamo messo come crediti formativi con oggi ben 7 eventi, ci sono state interviste, siamo stati presenti in casa e non da estranei, ci sentiamo degli insider, non degli outsider. Grazie. Allora, Franz, chiudi tu. Grazie Orazio, ma il merito non è tanto mio, io sono uno dei collaboratori, ma di Longarone Fiere Dolomiti, del Presidente Bellati, di Veneto Agricoltura, di chi ha organizzato il comitato scientifico, presieduto dal professor Raffaele Cavalli, ma non solo, anche di tutti i componenti del comitato tecnico scientifico, di cui hai fatto parte anche tu, Orazio, e quindi grazie al nome della fiera e di tutta l'organizzazione per aver contribuito alla riuscita di tutto l'evento, grazie appunto al vostro contributo. Merito anche di una cabina di regia in cui c'era appunto Longarone Fiere, Veneto Agricoltura, il Friuli Venezia Giulia, quindi era stato un gioco di squadra, un grazie a tutte le realtà tantissime che hanno collaborato a questa Fiera Festival delle Foreste Boston Nord-Est. Quindi il merito di tutti, credo, perché è stato un lavoro veramente di squadra. Vedo qua Luca Canzan, Cifort, grandissimo contributo, anche di Conaibo, e veramente il TESAF, piuttosto che veramente tantissime altre realtà. Erano tantissime, non riesco a nominarle tutte perché sennò sforo io per colpa mia. Ecco, e quindi ecco, grazie però Orazio di tutto, insomma, ecco, assolutamente. E niente, chiudete voi questo Fiera Festival delle Foreste con questo ultimo evento, credo ha chiuso in bellezza, ha chiuso ponendo le basi però anche delle riflessioni future e magari un punto di controllo magari di quello che si è detto oggi e delle tante, no, quantomeno ispirazioni e aspirazioni per il prossimo evento e opportunità, che potrebbe essere già ad Agrimont come piuttosto la prossima Fiera Festival delle Foreste. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Ciao.